Charles-Édouard Jeanneret, più noto come Le Corbusier, soffermandosi in un viaggio giovanile a studiare l'Acropoli di Atene, annotava: la realtà non ha niente a che fare con i libri di testo. L'avevano colpito certe irregolarità della pianta. I propilei, ingresso monumentale, non centrati rispetto al Partenone, principale edificio. Niente allineamenti e simmetrie scolastiche, ma un gioco di prospettive ben più complesso e sapiente che crea particolari rapporti tra le varie costruzioni. Ed è a questi rapporti che si interessa il giovane Le Corbusier, tracciando rapidi, significativi schizzi. È un modo di intendere l'architettura che supera tutti i trattati accademici, con i loro canoni di proporzioni e composizione, il loro repertorio di ordini e stili, attenti ad ogni particolare decorativo e sempre solo al singolo edificio, anzi alla facciata, al prospetto nel suo disegno, nella sua piatta veduta frontale. È già quello di Le Corbusier il modo della critica più moderna, che dà maggiore importanza agli interni, agli spazi racchiusi, al gioco vario e complesso delle prospettive, avendo definito l'architettura come arte creatrice di spazi entro i quali l'uomo vive, si muove. Esperienza fondamentale per la conoscenza di un'opera è quindi il percorrere nel suo interno gli itinerari che la costruzione spaziale obbliga o suggerisce, e la visione in movimento arricchisce la realtà tridimensionale di un fattore nuovo, il tempo, che assume valore di quarta dimensione. Valori architettonici di spazio-tempo non si trovano soltanto nei veri e propri interni, ma in qualsiasi spazio racchiuso, anche se ha per volta il cielo, un cortile o un chiostro come una piazza o una strada. La facciata esterna del singolo monumento acquista così un nuovo valore come componente di uno spazio di più vasto respiro, lo spazio urbanistico. Si giunge così ad una più profonda comprensione dell'organismo urbano e si spiega il fascino di certe vie e piazze prive di edifici di particolare valore. Architetture in sé modeste possono infatti comporre spazi urbanistici di grande suggestione. Un esempio è la bella piazza Margana in Roma, come altri angoli della vecchia città. Roma, ove non è stata troppo rovinata, è ricca di questi ambienti, a proposito dei quali si è parlato di prosa architettonica e poesia spaziale, e offre una straordinaria varietà di movimenti prospettici che si svolgono a volte in sordina per poi esplodere in improvvise, luminose aperture sulla nota più forte e alta di una fontana, di una chiesa, di un palazzo. Sono le caratteristiche sorprese di un impianto urbanistico barocco. Così, da varie parti si giunge per vie strette e ombrose alla piazza del Pantheon. Irregolarità nella pianta, nessun canone scolastico di centralizzate prospettive, nessuna ricerca di monumentalismo romano. È un discorso sommesso eppure di alta poesia, un capolavoro di misura che dà la giusta solennità all'antico tempio di Agrippa. Ed ecco Piazza di Spagna, che si restringe e si allarga con il ritmo di un ampio respiro. Siamo, qui come altrove, di fronte ad un'opera collettiva, come d'altronde tante cattedrali e palazzi, ai quali nessuno nega valore d'arte solo perché manca la personalità singola di un autore. Ambienti come questo sono la testimonianza di un'altissima civiltà del costruire, di una disciplina e di un sentimento della città. Ecco, su un lato, tra architetture che hanno la dignità rara della modestia, l'ampia e luminosa apertura della scalinata di Trinità dei Monti. La
presenza dell'uomo dà la migliore misura di quest'opera creata per lui, che prevede la sosta, il riposo, la contemplazione, che in un crescendo ben ritmato lo porta a salire verso spazi sempre più aperti. Infine, sotto l'ampia volta del cielo, la città diventa natura, paesaggio. Concepire la città come spazio in cui viviamo significa anche guardare ad essa come al più umano dei paesaggi. Il manuale di storia dell'arte, la guida turistica illustrata ci danno un repertorio di facciate. Per comprendere ed amare una realtà urbana occorre invece viverla nei suoi più complessi e mutevoli aspetti, nelle varie ore del giorno e varie luci e condizioni di tempo, con la vita e il movimento degli uomini. Questo modo di intendere l'architettura e l'urbanistica ha precise conseguenze sui concetti di conservazione dei monumenti del passato. Ecco qui una piazza di autore, la bella piazza del Campidoglio su disegno di Michelangelo. Gli edifici che la circondano, i due palazzi laterali che divergendo ne allargano la prospettiva in un ben calcolato effetto spaziale, l'ampia scalinata che vi sale non sono stati toccati. Ma osservando una vecchia planimetria notiamo come esistesse una precisa rispondenza con la forma e misura della piazza sottostante. Forma e misura che dopo la costruzione del Vittoriano furono distrutte con i soliti sventramenti, riducendo il Campidoglio ad episodio minore. Fondalino scenografico, pur se prezioso, di uno slargo inespressivo sul quale incombe la sproporzionata massa del monumento a Vittorio Emanuele. Pezzo da museo posto sul lato di una moderna strada di traffico. Un altro scempio, e tra i peggiori, è stato compiuto alla Bocca della Verità. Qui 3 monumenti, la chiesa di Santa Maria in Cosmedin, il tempietto circolare di Vesta e quello della Fortuna Virile spiccavano in uno spazio articolato attorno ad una fontana settecentesca. Scrive Paolo Portoghesi in un suo libro. Gli spazi racchiusi e fluidi creavano tra i vari edifici relazioni imprevedibili che aiutavano a cogliere il carattere precipuo di ciascuno dei monumenti e il valore storico e allegorico di una mescolanza che vedeva riunite le testimonianze dell'età repubblicana, di quella imperiale, del Medioevo e dell'età barocca. Oggi non esiste più nulla. La chiesa, privata della sua elegante veste settecentesca per un restauro scolastico, appare sperduta e rimpicciolita al fondo del grande vuoto creato dai più massicci sventramenti e subito riempito dal traffico. Il tempio detto di Vesta emerge isolato sopra un mare di automobili e quello della Fortuna Virile pare un modellino dimenticato per terra. E come se non bastasse, accanto alla chiesa piccola è stato costruito un alto palazzo che domina presuntuoso lo scenario di moderna desolazione nel quale la fontana settecentesca ha una collocazione casuale, incongruente. Sull'altro lato, oltre il tempio della Fortuna Virile, la piccola casa medioevale dei Crescenzi, che spiccava un tempo tra modeste costruzioni a conclusione di un'armonica prospettiva, è oggi un povero rimasuglio di antico incorporato da un palazzone triste, che coi suoi mattoni scoperti tenta maldestramente di intonarsi. La piazza e la basilica di San Pietro, racchiuse in uno spazio preciso, costituivano, per chi vi arrivava da una delle strette vie dei borghi, la più stupenda e sapiente di quelle sorprese tipiche della città barocca. E l'edilizia modesta che fronteggiava il colonnato ne accentuava la solennità. Solo la retorica imperiale della Roma fascista poteva pensare che prolungando la piazza monumentale in una via monumentale, tutto diventasse più monumentale. Così San Pietro fu ridotto al lontano fondale di una larga e insulsa strada. Il traffico, col suo decorativo contorno di segnalazioni, giunse subito a degradare un ambiente che voleva rispetto. E la basilica e il colonnato berniniano
hanno perso l'imponenza della loro improvvisa apparizione. A nulla servono le 2 quinte che furono costruite per restringere un poco la strada quando ci si accorse dell'enorme guasto che era stato compiuto. E se ci dirigiamo verso la Roma moderna, ci accoglie il monotono e chiuso squallore dei nuovi quartieri di tutte le città italiane. Proprio oggi che gli studi urbanistici hanno fatto tanti progressi e che si guarda la città come ad una vasta creazione architettonica che dovrebbe quindi dare all'ambiente in cui viviamo un'armonia e un respiro spaziali che potrebbero aiutarci a vivere meglio. Proprio oggi le nostre città sono dominate dalla sola speculazione immobiliare. E c'è da domandarsi quali negativi effetti psichici possono avere su di noi e sui nostri figli ambienti urbani come questi, monotoni, chiusi, opprimenti. Le responsabilità degli avidi speculatori, volgari riempitori di spazi a tante lire il metro cubo, e di chi li lascia liberi di agire, non sono soltanto di ordine estetico.